Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Sicilia 24 Focus. Il ciclone Harry non ha colpito solo le coste siciliane, quei lungomare devastati sono ancora davanti ai nostri occhi, ma ha colpito anche l'entroterra, lasciando dietro di sé una scia, un bilancio pesantissimo per le imprese agricole, florovivaistiche e non solo, per tutta una galassia di indotto, ma soprattutto non è stato l'unico. Dopo Harry è arrivata Ulrike e adesso Oriana. Cambiano i nomi ma non cambia la conta dei danni, naturalmente danni che hanno riguardato tutta la Sicilia, da Trapani a Caltanissetta, a Agrigento, Ragusa. Noi oggi però ci vogliamo concentrare su un triangolo della provincia di Catania che passa da Fiumefreddo, Mascali e Calatabbiano, e parleremo proprio con gli ospiti di questo territorio. Con me c'è il sindaco di Fiumefreddo, Angelo Torrisi, benvenuto. Grazie dottoressa, grazie per l'invito. E poi ci colleghiamo con Gabriele Sgro, florovivaista. Vediamo se ce l'abbiamo, forse l'abbiamo perso in questo momento. E andiamo adesso da Silvio Di Costa, perito agrario che si collega da Calatabbiano. Ci senti? Sì, buonasera dottoressa. Dall'ombrello già capiamo che non c'è un bel tempo. Sì, piove ininterrottamente da un bel po'. Allora, vediamo intanto se possiamo recuperare Gabriele Isgro, perché proprio le immagini da cui partiamo sono quelle di Mascali, dove ci sono alcune aziende florovivaistiche che sono state pesantemente danneggiate. Possiamo vedere queste immagini appunto delle serre. Allora, intanto sindaco, lei tra l'altro so che è stato lì e ha fatto un sopralluogo, questo era un esempio, ma naturalmente c'è tutto un comparto che è stato pesantemente danneggiato. Sì, assolutamente. Noi abbiamo fatto un sopralluogo, abbiamo anche così intercettato un pochino le esigenze del territorio tutto. Estenderei un pochino la problematica anche alla nostra vicina Riposto, con cui siamo in comunicazione e in sintonia per quanto riguarda la qualificazione di questo tipo di evento dannoso. E proprio domenica mattina in una delle agrumicolture, di una delle sericolture, ci siamo riuniti con gli imprenditori del territorio, i quali hanno espresso il loro punto di vista e il loro soprattutto desiderio di rinascita. I danni sono stati enormi, sono stati immensi, è vero che una cosa me la consente di dire, sono stati dei danni alle cose, fortunatamente non alle persone in tutti questi eventi. Di questo un ringraziamento va alla prefettura e vanno questo anche... l'abbiamo sottolineato in varie occasioni. Allora, vedo adesso collegato Gabriele Isgro. Gabriele, intanto che effetto ti fa rivedere le immagini della vostra azienda, che tra l'altro era proprio nel momento di massimo attività sul mercato, in primavera, insomma? Purtroppo le immagini parlano da sole, è un danno sociale non indifferente. E praticamente noi siamo una realtà importante che ha lavorato sempre in silenzio e sempre in silenzio ci siamo subito i nostri danni. Adesso praticamente siamo arrivati al punto che con i danni attuali non ce la facciamo più con le nostre forze, anche perché ci tengo a precisare, molti dicono perché non avete l'assicurazione. Noi in verità abbiamo tutte le assicurazioni, il problema è che le assicurazioni nostre locali che abbiamo non coprono questo tipo di danno strutturale delle serre, perciò il nostro è anche un appello alle assicurazioni che facciano qualcosa per tutelare il nostro settore. Allora Gabriele, si parla di oltre... volevo un po' che ci spiegavi che tipo di danni avete avuto, era proprio il momento, tu tra l'altro sei collegato da una fiera di Milano, una fiera di settore, sì, perché questo è proprio il momento di massima espressione della vostra attività. Che percentuale di piante sono state distrutte, le serre, cosa è successo? Insomma, raccontacelo brevemente. Sì, esatto, io adesso mi trovo qui a Milano al My Plant Garden, che è l'evento espositivo italiano per la florocoltura più importante. Praticamente i danni che noi abbiamo subito contano soprattutto sui danni strutturali delle strutture. Fortunatamente siamo riusciti a mettere in salvo quasi tutte le piante che erano pronte alla vendita adesso, perciò il nostro danno attuale è che non sappiamo come andare avanti per produrre le piante per la prossima stagione. Perciò è un danno sociale non indifferente. Oltre 50 ettari sono distrutti e oltre 200 posti di lavoro, diciamo, siamo qui, speriamo di farcela. E queste piantine sono state praticamente danneggiate, le abbiamo viste in queste immagini da tutte le parti, il vento le ha
rovesciate per terra, Sì. e quindi è un prodotto che magari non può partire, voi esportate molto, no? Mandate molto all'estero. Diciamo il nostro business è il 90% per l'esportamento europeo, sì. Siamo riusciti a mettere a dimora gran parte della produzione. Diciamo ora il problema è che le strutture che non siamo riusciti a coprire con la plastica, il prodotto praticamente è all'acqua e al vento. Però diciamo che grosso modo siamo riusciti a salvare la parte della produzione importante. Certo, una parte di produzione ha subito danni, la foglia chiaramente una volta che si rompe Avete ritarderà un po' la quantificato? consegna. C'è già una prima stima dei danni? Allora, i danni ancora non siamo riusciti a quantificarli, però si parla di numeri giganti. Ok, va bene, grazie Gabriele Isgro, abbiamo visto le immagini Grazie a voi. della vostra sera. Andiamo adesso da Silvio Di Costa, che vedo ha chiuso l'ombrello nel frattempo, quindi è uscito un po' il sole. Ti trovi in un'azienda che produce, vedo alle tue spalle, arance, giardini, cosa si produce in questa azienda? Notte alle arance Valencia biologiche che si raccolgono da fine marzo a tutto giugno, e questa è la produzione, quello che è successo venerdì sera. Non so se riuscite a vedere, Sì, lo vediamo benissimo, sono tutte cadute più di a un terra. terzo della produzione è persa, non si potrà raccogliere, perché ormai le è arance che arrivano a danneggiata. terra sono inutilizzabili. E che, naturalmente questo riguarda appunto, noi siamo a Calatabiano in questo momento, no? Naturalmente riguarda tutte le aziende, Sì. anche della piana di Catania. C'è stato un grido di allarme del presidente regionale che parla di almeno dal 40 all'80% del prodotto quantomeno danneggiato, e questo poi sì. anche siamo uffice chiaramente. Sì, siamo ufficio, sì. E quindi come stavate procedendo alla raccolta in questo periodo? La raccolta sarebbe cominciata da fine marzo, perché queste sono le famose arance estive della zona ionica, e quindi Valencia. Da fine marzo fino a tutto aprile, maggio e anche un po' di giugno. Fatti È ancora una un periodo in cui le passeggiata, arance facci vanno a vedere- finire. Fatti una passeggiata, facci vedere ancora un po' Sì. il giardino. Questo è tutto quello che praticamente un anno di lavoro, di energia elettrica, di acqua, di concimazione, che poi i lavori diciamo gli agrumeti biologici sono maggiori perché non si fa nessun tipo di trattamento, non si fa di serbo, quindi si deve passare 2, 3 volte, 4 volte col trattore, secondo quando cresce l'erba. E tutte queste arance, anche se sembra integra l'arancia, ma dal momento in cui viene messa in una cassetta, questa sarà un'arancia che si ammuffirà e poi magari se arriva nei magazzini sarà, diciamo, contestata. Ma che cosa è successo? Abbiamo visto le serre divelte, e lì cosa è successo? Anche voi avete avuto lo stesso, diciamo, triangolo, questa bufera di vento? È stato un ciclone che avrei fatto vedere un noce anni e di stare qui abbattuto, venti mai visti in questa zona, più di 100 rari. Questo è stato solamente il vento che ha buttato giù queste arance che non sarebbero mai cadute in questa stagione. Abbiamo perso il collegamento con Silvio Di Costa, che faceva un po' una sorta di collegamento. Se intanto raggiungi il Noce, io parlo col sindaco e poi torno da te, Silvio. Sì. Allora, sì, vi faccio vedere questa noce. Sì, distinguiamo appunto, qui non c'entra il ciclone Harry, qui hanno trovato un altro nome, si è chiamato Ulrike e è riguardato in particolare il vento che ha fatto danni. Voi state facendo tra l'altro una ricognizione ad ampio raggio in tutto questo territorio per proporre un'altra richiesta di calamità dopo la prima. Assolutamente, perché come giustamente come dicevamo nel servizio, oltre ai danni, diciamo, attuali ci sono anche i danni a desfogliamento, per cui la pianta subisce dei danni che poi negli anni deve recuperare. Stiamo cercando un pochino di interessare tutte le strutture, sia agrumicole che serriculture che florovivaistiche, perché chiaramente i danni sono particolarmente ingenti. Cosa chiedono, diciamo, i nostri agricoltori, i nostri florivaisti? Chiedono un supporto, chiedono, diciamo, di poter ripartire, hanno la fermezza, la volontà di ripartire, ma chiedono supporti che possono essere di ordine, diciamo, materiale, di ordine occupazionale. Sono, come si diceva prima, parecchie famiglie, sono tantissimi quelli impiegati in questo tipo di attività, quindi si perderebbero posti di lavoro enormi, quindi famiglie perderebbero il sostentamento se non si riuscirà a ripartire con questo tipo di attività. Tra l'altro, Sindaco,
si è parlato forse un po' meno di voi rispetto ad altri comuni costieri, perché voi non avete case e centri abitati lungo la costa, però la spiaggia di Fiumefreddo è fra le più frequentate anche dai catanesi. Ecco, adesso stiamo vedendo un filmato proprio di questa spiaggia così amata. Che danni ha provocato il ciclone Harry in questo Harry caso? ha provocato dei danni strutturali soprattutto al nostro lungomare, che va da Fondachello fino a Calatabbiano. Abbiamo subito dei danni, diciamo, notevolissimi e ingenti, soprattutto sul tratto dei 2 km e 800 metri di lungomare. E la nostra è una spiaggia che è frequentata perché è una spiaggia libera per gran parte del territorio, che è una rarità. è una rarità oggi, ma che accoglie tantissime. Ecco, questi cumuli di sabbia Questi cumuli di sabbia sono, diciamo, quelli che il mare ha riversato sulla strada, sul nostro lungomare, sul lungomare che arriva fino a Fondachello e a riposto. Ha divelto i muri di contenimento della strada, qua vediamo le immagini, e quindi dobbiamo mettere in sicurezza sia la strada, soprattutto ripulirla dalla sabbia, che con il permesso del SAT, del Servizio Territorio e Ambiente, dello STA, stiamo ripulendo e mettendo in sede di stoccaggio per poi... Ecco, la spiaggia è questa, è irriconoscibile. Esatto, cioè praticamente l'orografia della spiaggia è cambiata tantissimo, si sono persi praticamente in altezza circa 3-4 metri di sabbia, quindi sono centinaia, se non migliaia di metri cubi di sabbia che sono andati sulla strada, nel boschetto, che sono andati, diciamo, il mare ha ritirato verso di sé. Quindi stiamo cercando in tutti i modi di poter ripartire e di poter far rinascere. Cosa si può fare per farla rinascere, farla ritornare, insomma, più o meno? Tra l'altro, insomma, sfocia il Fiumefreddo lì. Noi abbiamo anche la bellezza di avere una riserva del fiume Fiumefreddo, che è una riserva naturale, e che purtroppo la foce era stata... Ecco, sono queste immagini. Sì, sono queste immagini. E cosa è successo? È successo che la foce era stata bloccata, diciamo, dalla quantità enorme di sabbia che era riversata sull'arenile, e quindi era stata deviata il corso dell'acqua e si era creata quasi una palude naturale che andava fin dove ci sono le strutture ricettive, fin dove ci sono le strutture, diciamo, di ristorazione, le strutture che in estate ricevono così tantissime persone. Invece poi l'avete liberato. Fortunatamente con l'ausilio, diciamo, del demanio marittimo abbiamo avuto l'autorizzazione a poter fare decantare il fiume nel suo corso naturale, e quindi questa pian piano si sta riassorbendo. Commentiamo questa immagine che fra l'altro ha girato lei. Quello che le dicevo, sì, praticamente tratti di strada sono stati divelti, sono stati portati via, e là si nota proprio la profondità, cioè lo spazio che manca, la sabbia che manca e che è stata, diciamo, portata via. Quindi è fondamentale questa opera di ripascimento della spiaggia per far sì che possa essere fruibile, veramente diventa in estate una spiaggia che è utilizzata da tanti. E questa è cosa fondamentale. Allora, torniamo da Silvio Di Costa, vediamo se ha raggiunto questo noce di cui ci parlavo, che è stato danneggiato da questa bufera di vento. Silvio. Sì, non so se notate le radici di quest'albero. Sì, lo vediamo. Questo è un noce che ha più di 100 anni. Pazzesco, veramente impressionante. Sì, queste radici, per abbattere queste radici, non so se sarebbe bastato un escavatore. Questo è il vento di venerdì sera. Veramente non impressionante, so se sì, lo vediamo molto bene, sì, sì. Questa immagine parla più di 1000 parole sicuramente. Questi sono i danni. Immaginate un albero di arancio, di limone. Ecco, come vi state preparando? Perché le previsioni non sono belle, si parla di un altro... Ha piovuto sabato, domenica, ieri, tutto oggi. Non riusciamo a fare niente, non riusciamo a fare lavoro in campagna, a raccogliere niente, a sistemare niente, fin quando durerà questo tempo, questo vento, perché è anche pericoloso lavorare sotto questi alberi che da un momento all'altro potrebbero cadere. E quindi questo è il clima che si respira, diciamo, nelle nostre campagne. Sì. Vedo che è ancora collegato Gabriele Isgro. Gabriele? Sì. Sì, tu non so se sei riuscito a seguire anche queste immagini. Ecco, sì, certo. Anche a proposito del clima che si respira in Campania, la difficoltà di affrontare questi continui, li chiamiamo cicloni, bufera, insomma, queste perturbazioni forti che comunque creano un sacco di danni. Sì, esatto, il problema è questo, è anche che negli anni il clima sta cambiando, il maltempo che avevamo una volta non è il maltempo che abbiamo ora, perciò dobbiamo prepararci, farci forza. Come si respira? C'è un clima di incertezza? Siete preoccupati? Come lo state vivendo? Allora, sì, siamo molto preoccupati, perché per noi il problema principale è che abbiamo tutti i collaboratori che lavorano con noi da oltre 10 anni. E adesso ci troviamo in un bivio, o andare avanti e rimboccarci le maniche e proseguire,
o purtroppo fare 4 passi indietro, e questo è una cosa che non vogliamo assolutamente fare. Ah, quindi state addirittura valutando se chiudere del tutto l'azienda oppure andare Non avanti. del tutto, non del tutto, ma perlomeno il lotto che è stato distrutto, quello lì per adesso è col punto interrogativo. Ok, grazie. Andiamo ancora da Silvio Di Costa, poi chiudiamo i due collegamenti. Silvio, un'ultima notazione a margine. Insomma, intanto anche il tempo vedo che da un minuto all'altro cambia completamente, quindi è difficile anche prevedere, fare previsioni sul lavoro. Poco fa pioveva fortissimo, ero con l'ombrello, adesso c'è il sole. Tra poco ricomincerà a piovere un'altra volta. Questa azienda com'è stabile? State pensando di chiudere, di andare avanti, insomma, oppure si supererà anche questa? No, ci rimboccheremo le maniche come abbiamo sempre fatto, però i danni, immagina che un terzo della produzione è stata persa per il vento. È stata persa per il vento, quindi un terzo di quello che potevano essere le entrate se n'è andata. E Benissimo. poi si vedrà, vedremo come sempre in agricoltura si fa. Benissimo, ringrazio Silvio Di Costa, Gabriele Sgro, Sindaco, un ultimo commento. Io un ultimo commento che a proposito di incertezze. E noi come struttura, diciamo, amministrativa abbiamo chiesto e continueremo a chiedere, perché purtroppo nel 2027 per la Bolkestein scadranno le licenze demaniali, quindi diciamo, chi ad oggi ha lavorato e investito sul territorio demaniale con le attività produttive di cui prima abbiamo detto e che hanno subito questi danni, hanno questa incertezza se continuare a investire, visto che poi nel 2027 vanno in scadenza, diciamo, le concessioni demaniali. Sì. Quello che chiediamo alle forze politiche, diciamo, sia regionali, nazionali, ma anche europee, di questo abbiamo fatto istanza, è che possa avere, diciamo, essere prolungato, quantomeno per le zone ioniche che hanno subito questi enormi danni, la possibilità di avere una concessione un pochino più prolungata, perché investire oggi e poi nel 2027 perdere la concessione diventerebbe, diciamo così, deleterio. Complicato. Quindi chiediamo a voce alta, diciamo, da parte delle forze amministrative e credo anche da parte delle forze produttive che si possa avere un prolungamento di questa concessione demaniale che sarebbe, diciamo, essenziale per la crescita e per la ricrescita di queste attività. Benissimo, ringrazio Angelo Torrisi, il sindaco di Fiumefreddo. C'è adesso una pausa, ma continueremo a parlare dei danni provocati da questi cicloni. Tra poco con noi ci sarà Marco Causarano, presidente della Piccola Industria di Confindustria. Tra poco. Ed eccoci in studio per la seconda parte di questa puntata dedicata ai danni provocati dal ciclone Harry, ma non solo. Anche da quelli successivi ci ha raggiunto Marco Causarano, presidente di Piccola Industria di Confindustria Sicilia. Partiamo ricordando che proprio da pochi minuti, alle 12 di oggi e fino al 27 febbraio, è attiva la piattaforma per i ristori da parte della Regione Sicilia, che ovviamente ha dei limiti. Sì, è proprio da oggi che si è aperta questa piattaforma dove chi ha... Scusate, dico alla regia, forse c'è qualche microfono aperto, chiudiamo così sentiamo solo il nostro ospite. È proprio da oggi che è partita questa piattaforma per diciamo, il censimento dei danni che le aziende hanno subito, ed è tutto però coperto da un'area un po' di incertezza, no? Perché hanno l'obbligo e l'onere di dover compilare questi moduli che poi alla fine copriranno un massimo di 20.000 euro, questo almeno in una fase iniziale. Ma intanto, fra l'altro, abbiamo visto che abbiamo visto le aziende danneggiate in questi ultimi anni. Queste aziende già non rientrano in questa piattaforma perché non sono state danneggiate dal ciclone Harry. Esatto, perché il problema è proprio questo qui, che Harry è vero che ha colpito molte aziende che hanno subito danni, che sono tutte quelle della fascia costiera, ma è vero anche che le ricadute in termini di indotto che queste aziende chiaramente nel nostro territorio è enorme. È chiaro che c'è un problema. Tutte le attività che si occupano appunto di ristorazione, di lidi balneari, mi riferisco anche alle strutture alberghiere, chiaramente lavorano con un grande indotto che indirettamente è colpito da questi danneggiamenti, da queste devastazioni.
ma è evidente che non ci si limita, che non ci si può fermare e limitare solo esclusivamente alle aziende direttamente colpite, ma che bisognerebbe invece estenderlo a tutte le aziende che riescono a dimostrare correttamente di avere dei danni indiretti. Ecco perché appunto dicevamo, se ne è parlato per settimane, ci sono stati sopralluoghi di politici, in particolare appunto sui lungomari e quindi sulla tutta la struttura ricettivo-turistica. Però diceva bene lei, c'è tutto un indotto, no, di fornitori a cui si è pensato di meno. Ma lei immagini, qualsiasi tipo di attività ha dei servizi di pulizia, dei servizi di vigilanza, le forniture di materie prime, che è chiaro che se queste attività non riapriranno, inevitabilmente ricadranno all'interno di tutte le aziende del territorio, che in questo momento sono l'ossatura delle aziende turistiche, perché prevalentemente sulla costa sono tutte strutture di o ricezione alberghiera o comunque attività legate al turismo, no? E alla ricettive, ludico-ricettive. Perciò sarebbe bene ed è importante per tutti e per tutta l'economia della provincia, della nostra Catania, che se devono esserci ristori ci siano per tutti e che si preveda anche un'estensione in tal senso dei Ecco, ristori. ma per esempio queste aziende danneggiate dopo restano fuori, che possibilità hanno? Possibilità hanno. Ripeto, è una fase di grande incertezza perché ancora non è chiaro nulla. Noi come Confindustria abbiamo aperto una sottoscrizione volontaria ai nostri associati e anche non, per sostenere anche con un piccolo gesto da parte di tutti le aziende che sono state colpite direttamente o indirettamente. Chiaramente faremo una dettagliata e accurata rendicontazione diciamo, di queste risorse che vengono messe volontariamente a disposizione. E poi per molte aziende c'è stato dopo il danno la beffa, perché ricordiamo, forse esatto, stava arrivando proprio a questo punto, che c'era l'obbligo delle polizze catastrofali, esatto, che però ricoprono tanti eventi tranne le mareggiate. Altro capitolo amaro è proprio quello delle polizze catastrofali, perché le polizze catastrofali che sono state rese obbligatorie per tutte le società all'interno diciamo le società italiane all'interno della manovra del 2024, sono state obbligate a sottoscrivere le polizze catastrofali che in molti casi, nella stragrande maggioranza, escludono gli eventi calamitosi di origine marina, no? Cioè, perciò sì, acqua, va bene l'esondazione di un fiume ma non va bene la mareggiata. Allora lei che è sulla costa e ha una società, un SRL che gestisce un lido balneare o un albergo e subisce danni, deve sottoscrivere la polizza catastrofale, ma il danno maggiore che può venire dal mare, quello viene escluso, e questo non funziona. È chiaro che ci vogliono degli interventi urgenti e rapidi anche da parte del governo, perché spinga le compagnie assicurative a rivedere un po' l'ossatura e la struttura di queste polizze, in maniera tale che chi è obbligato correttamente. Io sono favorevole alle polizze catastrofali, perché ma pur essendoci l'obbligo, diciamo, in generale avevano adempiuto a questo obbligo le aziende o ancora molte aziende avevano adempiuto, si sono viste rifiutare le richieste di risarcimento perché all'interno delle polizze erano chiaramente escluse queste polizze. D'altronde una catastrofe, la polizza catastrofale copre la catastrofe, cosa più di un evento straordinario come quello che abbiamo subito e siamo stati tutti abbiamo visto le immagini. Oggi vedevamo poc'anzi la spiaggia di Fiumefreddo, ma dico, Fiumefreddo è una delle tante. Dico, le devastazioni sono state ad ampio aspetto. Catania, soprattutto nella zona costiera,
è stata totalmente devastata. Danneggiata, e non solo la nostra provincia. Esatto. Al di là dei risarcimenti o dei ristori nelle varie piattaforme che si stanno aprendo, poi sul fronte fiscale voi chiedete anche tutta una serie di interventi a sostegno degli imprenditori. Ma sì, gli interventi che in questo momento sono, non dico necessari, ma sono indispensabili, sono quelli di sollevare gli imprenditori e di mettere tutti gli interventi utili e necessari per mettere gli imprenditori in condizione di poter ripartire. Anche questo discorso delle concessioni demaniali che sono in scadenza Della Bolkestein. è anche un tema importante, è molto difficile perché chiaramente è una direttiva europea, già come dicevamo poc'anzi ci sono stati diversi rinvii. Sì, però... spieghiamo che le concessioni demaniali andavano a scadenza e dopo varie proroghe adesso dovevano andare a gara, devono andare a gara. Esatto, però è chiaro che però gli stabilimenti chi ha subito danni di centinaia di migliaia di euro, come fa a investire? Programma ovviamente l'ammortamento di queste spese che servono per ripartire nel corso degli anni, perché è impensabile che un litorale come quello di Catania possa in un anno coprire le spese per rimettere in piedi le strutture che sono state danneggiate. Poi in chiusura un'altra richiesta partita da parte vostra a cui magari si è pensato di meno, e cioè quella di una campagna promozionale, perché è vero che queste immagini hanno fatto il giro del mondo, il ciclone, poi i Niscemi, insomma, e possono indurre molti visitatori, molti turisti a starsene alla larga, e anche esatto. Questo è importante. Il guai è proprio questo, che la poca attrattività data dal fatto che tutte queste strutture che hanno subito danni chiaramente non rendono particolarmente attrattivo il nostro territorio, già iniziano a ricevere numerose cancellazioni di prenotazioni fatte lo scorso anno o già all'inizio di quest'anno. È chiaro che questo è un dramma, perché se così dovesse continuare, siamo già a marzo, io vado un po' avanti con i giorni, però tutte queste attività iniziano le operazioni di manutenzione ordinaria e anche straordinaria che fanno tutti gli anni, però sono manutenzioni che niente hanno a che vedere con quello che è successo. È chiaro che ora è il momento di agire, perché se vogliamo salvare una parte della stagione estiva prossima alle porte, bisogna agire rapidamente, con decisione, subito. E quindi mandare anche un messaggio fuori che la Sicilia è in ginocchio, ma esatto. si rialza, Anzi, si rialzerà. Non solo, ma che ha bisogno di turisti, perché i turisti ci portano quello che a noi serve. Io ricordo ci fu una bellissima campagna a sostegno dei produttori di parmigiano reggiano quando ci fu il terremoto in Emilia Romagna, che favorì la vendita delle grandi scorte che altrimenti sarebbero andate distrutte, con delle campagne che andarono su tutti i giornali, su tutti i telegiornali a livello nazionale. Bisognerebbe fare e promuovere qualcosa del genere per incentivare i turisti a venire, magari con delle politiche anche di promozione, aiuto, promozione, è chiaro. Benissimo, allora con questa immagine di una Sicilia che si rialza, anche se in questo momento è in ginocchio, ci fermiamo. Vuole fare un'ultima riflessione conclusiva? La riflessione è che la resilienza nostra, tipica del nostro, seppur messa a dura prova da tutto questo, da tutti questi eventi, farà la sua parte. Noi ci rimboccheremo le maniche, noi imprenditori. Confindustria sarà sempre vicina a tutte le imprese, ma non solo dei nostri associati, perché questo è un disagio che non può essere soltanto limitato alle aziende appartenenti all'associazione, ma comunque noi faremo il nostro dovere, faremo tutto il possibile, tutte le pressioni all'interno del governo regionale, del governo nazionale, che ci saranno consentite per cercare di sostenere le imprese, perché d'altronde sono le imprese che poi ci mantengono, no? E ci sostengono.
Grazie Marco Causarano, presidente della piccola industria Grazie. di Confindustria. Noi ci fermiamo qua, grazie a voi che ci avete seguito da casa.